Sindaco Colmellere, quando si attiva la solidarietà, quando un sindaco chiede aiuto ai propri cittadini, ai volontari, per andare incontro a chi ha bisogno, in questo caso i terremotati del centro Italia, e quando c'è una risposta così grossa, così importante, cosa si prova? È una soddisfazione indescrivibile. Io non avrei mai pensato di ricevere una risposta così massiccia, così importante e così forte da lasciare un segno tale. Quindi veramente una soddisfazione grande, i cittadini di Miane hanno dimostrato un cuore grande, proprio è una dimostrazione anche d'aiuto e di disponibilità verso appunto chi sta peggio di noi. Queste cose, queste tragedie sono veramente tragedie che mi colpiscono particolarmente perché mi metto sempre nei panni di quel povero sindaco che si trova appunto a gestire una situazione tragica e quindi mi sono messa nei suoi panni sperando appunto che non accada mai anche qui e quindi ho cercato di fare la mia parte muovendo la mia cittadinanza, quindi muovendo i cittadini di Miane proprio per portare un segno che potesse essere una piccola goccia ma che potesse essere utile a quella comunità. Quindi sicuramente da qui è nato un contatto, sono stata giù a trovarli, sono stata giù a rendermi conto di qual era la reale situazione presente e mi sono resa conto anche che ci sono molte assomiglianze di territorio con il nostro, quindi con Miane, e di conseguenza ne nascerà una collaborazione, nascerà sicuramente un gemellaggio, visto che abbiamo anche lo stesso prodotto tipico, perché il marrone di Combay e il marrone IGP di Montemonaco sono qualcosa che ci possono ulteriormente accomunare. Io, come ripeto spesso, non finirò mai di ringraziare i volontari del Veneto perché senza di loro veramente non avremmo superato il periodo di crisi. Loro ci hanno dato una grossa mano e col terremoto, allestendo il campo, poi portato via dal vento, ricostruendolo lì a Casa Gioiosa, e sono stati da noi fino all'11 di febbraio, quindi dal 5 di novembre all'11 di febbraio ci hanno assistito sempre in tutto e per tutto. Ci è capitato anche la grossa nevicata del 16, 17, 18 gennaio e anche lì loro ci hanno aiutato moltissimo, sia sul posto sia con le turbine che sono arrivate qui dal Veneto. Io devo ringraziare innanzitutto l'assessore che, come l'ho chiamato, mi ha mandato giù le turbine in aiuto. Poi devo ringraziare il comune di Miane e il sindaco di Miane perché loro ci hanno fatto anche una raccolta fondi molto importante che destineremo noi per una parte di soldi per ricostruire appunto il municipio, perché siamo senza municipio attualmente. Il Veneto è così, il Veneto è solidale, lo è sempre stato, fa parte del suo DNA, della sua cultura. Prova ne sia il fatto che un Veneto su 5 fa volontariato a vario titolo e questo dato è il migliore d'Italia. Fra tutte le persone che fanno volontariato ci sono anche tutti i volontari della protezione civile, sono 18.000 in Veneto, 421 organizzazioni che sono pronte a lasciare la famiglia e andare a soccorrere chi ne ha bisogno. In questo caso noi abbiamo adottato il comune di Montemonaco e si sono alternati oltre 700 volontari in questi mesi di gestione del campo appunto a Montemonaco, un piccolo paesino forse poco noto ai più perché fortunatamente non ci sono stati dei morti, ma un paesino caratterizzato da gravissimi problemi perché ci sono state molte distruzioni e poi, essendo un comune a 1000 metri di quota, hanno subito in modo particolarmente pesante anche l'emergenza neve. Un grazie a tutti i volontari del Veneto che si sono alternati regalando 30.000 ore uomo e quindi basta che uno faccia la moltiplicazione e si rende conto di cosa hanno fatto tutte queste persone che si sono alternate laggiù. Abbiamo colto l'occasione di questa serata del sindaco di Montemonaco qui in Veneto per consegnare anche l'assegno dei soldi che sono stati raccolti sul conto corrente attivato dalla Regione del Veneto e sul quale hanno versato i cittadini del Veneto. Sono stati raccolti circa 130.000 euro che consegneremo al sindaco di Montemonaco, appunto il comune che abbiamo adottato, per realizzare opere di primaria utilità.